il sogno si è avverato con 2 giornate di anticipo, meritatissimo. Penso che ce lo siamo meritati veramente tutto, perché dietro c'è un grande lavoro, oggi siamo stati premiati da un grande pubblico, la città ha risposto, questa è la cosa più bella insieme a questa grande vittoria. La Nuorese torna dopo 8 anni in Serie D con un grande merito e speriamo di onorare il prossimo campionato come abbiamo saputo fare fino adesso. Bisogna sempre crederci, essere positivi in quello che si fa. Io la positività è nel mio DNA, non mi manca, penso di averla dimostrata in 2 anni, sempre credere, battagliare e andare avanti, mai guardarsi indietro. A noi degli altri non ce ne è fregato niente, abbiamo fatto il nostro campionato, l'abbiamo strameritatamente vinto e che gli altri si godano il secondo e il terzo posto, il primo della Nuorese. Il campionato non è finito, lo vorremmo onorare fino alla fine, il 6 aprile ci sarà una festa per tutta la città qua, e sì che godiamoci questo momento perché è stato un momento di grande e lunga fatica, sì che non pensiamo al futuro, pensiamo a essere andati in D con tutta la città. Ho sempre detto che questo campionato è nostro, sì che la paura di non farcela non l'ho mai avuta perché, ripeto, l'ho detto prima, sono combattitivo e sicuramente non cedo mai, posso trovare un minuto ma da solo dentro di me, non con la squadra né con la città né con nessuno, sì che questo campionato l'ho detto, mi ricordo in Piazza dei Giardini, non mi ricordo che giorno di agosto, ho detto noi ci ritroveremo qua il 6 aprile per festeggiare la Serie D, sicché non ho mai raccontato idiozie né l'anno scorso né quest'anno e siamo in Serie D e ho tenuto la mia parola. Questa oggi è la più grande vittoria della Nuorese, aver ritrovato i nuoresi, abbiamo avuto un pubblico che oggi mi sa che eravamo appena sotto le 2000 persone, grande vittoria, grande traguardo, più del risultato in campo. Questo forse potrebbe essere quella scintilla che mi potrebbe far dire il prossimo anno di fare un altro grande campionato.